TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella tarda serata di ieri, 10 novembre, a Treviso, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno eseguito d'iniziativa un fermo iniziato di delitto nei confronti di un trentenne albanese, domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile dei reati di porto d'arma clandestina e rissa in concorso. Il provvedimento trae origine dai fatti accaduti nel pomeriggio dello stesso giorno a Mogliano Veneto, in via Italo Svevo, dove un gruppo di cittadini albanesi, appartenenti verosimilmente a due fazioni contrapposte, si era affrontato in un parcheggio pubblico utilizzando coltelli e una pistola. Nel corso della violenta colluttazione erano stati esplosi 3 colpi d'arma da fuoco che fortunatamente non avevano colpito nessuno dei presenti, mentre 3 dei partecipanti, tra i quali il soggetto ora fermato, erano rimasti feriti da arma da taglio. Parliamo di economia. Si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri il tavolo regionale di crisi relativo alla chiusura dello stabilimento Altuglass di Venezia, Porto Marghera. La riunione ha avuto ad oggetto la chiusura programmata dello stabilimento di Porto Marghera in relazione alla situazione di 50 lavoratori attualmente in organico e della cosiddetta legge antidelocalizzazione che interessa anche altri 61 addetti dell'azienda impegnati nello stabilimento di Ro nel milanese in attività complementari a quelle dell'impianto veneziano. Le parti sociali e istituzionali hanno insistito affinché nel piano che l'azienda dovrà presentare entro i primi di dicembre e per gestire gli effetti della chiusura sia inclusa anche l'attività di ricerca di possibili subentranti per produzioni differenti. Tale attività potrà prevedere la nomina di un advisor, la definizione di un pacchetto di attrattività per il compendio e la promozione presso soggetti potenzialmente interessati alla reindustrializzazione. Voltiamo pagina. Il comune di Portogruaro, con delibera di giunta comunale, ha predisposto la concessione di contributi alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza per l'anno 2025 di asili nido autorizzati. I contributi, che ammontano a circa 80.000 euro, sono finanziati dai trasferimenti statali volti al rafforzamento dei servizi di asilo nido e sono finalizzati a un aumento di posti di asilo nido rispetto a quelli pubblici già in essere. Le somme attribuite per il pagamento delle rette di frequenze di asili nido saranno da riferirsi al periodo compreso tra il 1 gennaio 2025 ed il 30 novembre 2025. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate al Comune a partire da lunedì 17 novembre ed entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 17 dicembre 2025 via PEC all'indirizzo comune.portogruaro.ve@pecveneto.it, via mail a sociale@comune.portogruaro.ve.it oppure a mano presso l'ufficio protocollo. Apriamo la pagina della cultura e degli spettacoli. Ha preso il via la nuova stagione di spettacoli al Teatro Carlo Goldoni di Venezia e torna anche per il calendario 2025-2026 la promozione riservata ai residenti, che potranno assistere così ad alcuni spettacoli della stagione di prosa ad un prezzo vantaggioso. La collaborazione tra Comune di Venezia e Teatro Stabile del Veneto per il Teatro Goldoni permetterà l'acquisto dei biglietti a costo agevolato a partire dal 19 novembre. L'acquisto sarà possibile solo alla biglietteria del Teatro Goldoni, esibendo il documento di identità che attesta la residenza nel Comune di Venezia. I posti saranno limitati e distribuiti tra platea, primo, secondo e terzo ordine per ciascuna replica degli spettacoli aderenti. Ogni persona potrà acquistare al massimo 2 biglietti. Questa sarà la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.